Tre chef sloveni della Jeunesse Restaurateur d'Europe hanno impreziosito la meravigliosa serata conclusiva di Note di Gusto con l'autore, allestita dal Comune di Montecroto Terme, dalla Scuola Internazionale del Gusto e da Papageno, la prima rivista enogastronomica dell'Alpe Adria, andata in scena nella splendida cornice del Grand Hotel delle Terme di Adriano Legnaro a Montecroto. Queste serate che stiamo vivendo nei vari hotel è anche un momento di sinergia tra culture culinarie, cioè chef di altre zone con i nostri chef. Questo è un ulteriore incremento, un ulteriore aiuto che diamo ai nostri albergatori per un momento di crescita, perché sappiamo benissimo che il confronto porta alla crescita e questo è veramente con grande soddisfazione dopo anni di lavoro che la Scuola Internazionale del Gusto è riuscita. L'edizione fortunata e allora chiediamo se avrà un seguito all'editore di Papageno, Alvaro De Anna. Penso di sì, Vigna e Terre Estreme sicuramente avrà un seguito, è una manifestazione che ha visto l'approvazione anche degli espositori, sono stati tutti molto soddisfatti, ma anche del pubblico che è venuto, che era un pubblico di operatori e anche un pubblico di gourmet, quindi noi intendiamo portarla avanti sempre con l'approvazione e con l'aiuto del Comune di Montecroto e vorremmo dare un appuntamento alla prossima edizione. Per le serate del gusto sono serate piacevolissime, saranno sicuramente ripetute e riproposte. Protagonisti della serata sono stati gli chef sloveni stellati Tomasz Kavacic, Jure Tomic e Uroš Fakuc, assieme al cuoco di casa Gregorio Sichitano della succulenta proposta culinaria, attraverso le ricette preparate dalla fantasia dei giovani chef che hanno saputo coniugare nuove idee agli esigenti palati dei conviviali. Serata allietata anche da illustri ospiti, che hanno dato un tocco di classe all'iniziativa, come lo scrittore Umberto Marinelli e Filippo Ongaro, medico scrittore, con il suo libro Mangiare ci fa belli, che collabora con gli americani della NASA per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale e la preparazione fisica degli astronauti. Abbiamo portato a Montecroto un vero e proprio fenomeno editoriale, che è Filippo Ongaro. Presentiamo la sua trilogia sul cibo, sul mangiare, che è una trilogia che insomma davvero io consiglio di leggere a tutti, perché è una rivelazione. Scoprirete delle cose di voi, della vostra tavola, dei vostri gusti, ma ancora prima della vostra psiche, delle vostre pupille gustative e psicologiche che non sapevate di avere. Mangiare ci fa belli è il terzo libro che scrivo sul tema dell'alimentazione. Il primo è stato Mangia che ti passa, poi Mangia che dimagrisce e poi Mangiare ci fa belli. Sono tre punti di vista diversi sul cibo, dove il mio pensiero è stato quello di cercare di dare delle direttive che uniscano un po' la salute, il piacere, il gusto e la prevenzione. Credo che di cibo si sia parlato veramente tanto, facendo anche abbastanza confusione. Serata avviata con le innovative degustazioni dello chef sloveno Tomasz Kavacic, che ha proposto scampi crudi con aria di basilico, panino sulla corda con frutta secca e foie gras, brodo di manzo e raviolo croccante e poi sacchettini di polipo con l'olio d'oliva e arancia. A che punto è la ristorazione oggi in Slovenia? Ma la ristorazione in Slovenia è al punto molto importante, il punto interessante perché comunque giochiamo sulla materia prima e grazie a Dio siamo ricchi con questa materia prima. Per me cosa è cucina? Per me la cucina è grande ricerca di materia prima, stare attenti di non rovinare la materia prima, lo servirlo al cliente che vede e sente che uno è pensato e lavorato per lui e mai dimenticare da dove siamo. In tavola è stato servito insalata tiepida di zucchine con gamberi e capesante con biscotto salato, seguito da gnocchi di zucca con ragù di cervo e salsa di formaggio di capra proposto da Jure Tomic, che ha anticipato la patata ripiena con la crema al tartufo e uovo cotto in forno con scaglie di tartufo nero elaborata da Uroš Fakuc, per passare poi al coniglio nostrano disossato a rosmarino e pistacchio su letto di radicchio rosso brasato di Treviso, per chiudere con la tradizione del Natale, ovvero il panettone artigianale della Vicentina Loison, preparato con un tris di salse, fredda ai cachi, alla vaniglia e al cioccolato gianduia. Come va quest'anno con il panettone? Ringraziando Dio tutto molto bene, le novità sembrano molto ben accettate dal mercato, il lavoro va bene, noi
che siamo molto esterofili, quindi viviamo più a lungo e cominciamo molto prima, il mercato italiano sta rispondendo molto bene. Il sipario delle 3 serate di Notte di Gusto con l'autore è calato con la musica della chitarra classica di Massimo Scatolì e la voce del soprano Stefania Bellamio con l'arrivederci alla prossima edizione.